Resistenza da che cosa in questo 2019 e da chi? Resistenza dal decreto Salvini, resistenza dal decreto Pillon, resistenza da Zanini, resistenza da chi cerca di rendere normativa degli elementi assolutamente fortemente discriminatori. Questa è la festa del 25 aprile secondo i ragazzi del Centro Django, che con l'Associazione Partigiani ed altri movimenti giovedì prossimo ha organizzato la festa della liberazione in Restera. Dal pomeriggio tutta una serie di iniziative per dire no a questa epoca storica che non esitano a definire di repressione. A Treviso abbiamo dal decreto, comunque dalla mozione Zanini al DASP urbano per delle zone del centro, insomma ci sono tanti elementi, vediamo tutti i giorni comunque questo tentativo di marginalizzare determinate fasce di cittadini. Un autoritarismo strisciante, quello che il centro sociale ma anche i partigiani trevigiani vogliono far emergere nel giorno della liberazione. Noi festeggiamo la Resistenza perché la Resistenza è un atto liberatorio, è un atto positivo che deve essere assolutamente festeggiato e lo festeggiamo anche per ricordarci quello che è stato e per evitare che si ricreino le condizioni perché determinate barbarie ritornino. Accanto alla festa altre iniziative di riflessione, non solo sulla città ma sull'Europa, il suo futuro e le sue contraddizioni, come lo spettacolo Nazi Europa, di scena questa sera alle Stefanini, o la mostra sulla resistenza europea allestita al Palazzo di Trecento. Abbiamo pensato in questo momento in cui l'Europa è profondamente in crisi e in cui molto spesso si contrappongono due visioni puramente ideologiche e astratte per l'Europa contro l'Europa, di andare invece a recuperare le radici profonde di questo movimento che è contro i totalitarismi, contro la guerra fortissimo e di riproporle per partire da là per un nuovo progetto di Europa.